Titolo: Regalbutu, a frutta d'ozio usciano. Quando era Caruso a Regalbutu, ai tempi delle scuole elementari, l'estate era un periodo speciale. Un mio gioco preferito era mangiare la frutta che ho vistusa dai paesi che c'era nelle terre d'ozio usciano. Per noi piccirilli era una cosa speciale cogliere la frutta con le nostre mani direttamente dall'albero di ceus, di pira, di pume maiolini, di fico, di bifere, di granate e di insalore in tutte le contrade dei paesi. O Monti, e Fontanazzi, Annunziatedda, o Carvario, o Casino, e Rutti, e Vaschi e pure a Savarino. Di pochi voti che per disgrazia nostra ne vedevo padrone e non avevamo tempo di scappare, niente minacce, solo comprensione. Mangiate tranquilli e non vi facete male. Quando torno a paese però ci dico ai vostri genitori. Quando tornava a casa, una fraccata di legnate, ma padre per queste cose era preciso. Una mano ce la dava pure mia madre, che mentre cafuddava mi diceva: delinquente, ma vuoi dire perché con tutta la frutta che c'è in casa tu la cercare nelle terre delle sani? Ci rispondeva sempre con singhiozzo: la frutta che c'è in casa è liscia e non mi piace. Chi dello zio Sano invece è più sciarosa e più gustosa.